di quel che udire e che parlar vi piace, cioè quello che volete sentire e quello che volete che vi riferiamo vi piace, cioè di vostro gradimento, noi udiremo e parleremo a voi, quindi noi vi ascolteremo e vi parleremo, mentre che il vento come fa ci tace, silenzio, non si muove più niente. Quindi queste anime possono parlare a Dante, Dio vuole che queste due anime parlino a Dante, quindi non c'è più la bufera infernale, si ferma tutto. Quindi voi immaginate per un momento non c'è più la condanna dell'inferno. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci suoi. Nata fui, è una donna e Dante parla con una donna. Voi dovete immaginare che nel Medioevo c'è la gerarchia sociale, quindi le donne erano considerate inferiori. E voi pensate che la prima dannata il primo dannato con cui Dante parla è una donna. Voi pensate all'epoca, dite, mamma mia, chi sarà questa donna? E lei ce lo dice chi è. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace sui seguaci suoi. A Ravenna si trova dove il Po discende con i suoi affluenti, quindi sono di Ravenna. Una donna di Ravenna dell'epoca di Dante, il lettore dell'epoca dice, ma questa è Francesca da Ravenna, quindi è un personaggio famoso dell'epoca. E chi era Francesca da Ravenna? Francesca da Ravenna era una nobile che, come succedeva a quell'epoca, doveva sposarsi con un uomo deciso dalla sua famiglia, perché c'erano i matrimoni combinati fra i nobili. Secondo la leggenda che riporta il Boccaccio, perché in realtà noi non abbiamo nessun documento scritto dei tempi di Dante, ma questa storia ce la racconta il Boccaccio, che dice che Francesca doveva andare a conoscere il suo sposo e incontra Paolo da Rimini, Paolo Malatesta. E lei, vedendo questo bel ragazzo, dice, questo è il mio sposo, ed era contenta, e anche Paolo rimane colpito dalla bellezza di Francesca. E nasce questo equivoco, perché in realtà il marito di Francesca è il fratello di Paolo, Giangiotto, che era brutto. Boccaccio lo dice proprio, dice lei ci rimane male perché pensava di sposare quello bello, invece sposa il fratello brutto. Quindi il lettore capisce che si sta parlando di questi due amanti. Nell'epoca di Dante si sapeva che questi due amanti sono morti insieme, ma non si è mai saputo il perché. Qui parla Francesca e c'è l'anafora. L'anafora è la ripetizione della stessa parola all'inizio di verso e qui si usa per 3 volte. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende, che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Francesca spiega il loro amore, quest'anima spiega il loro amore. L'amore che al cor gentile, il cuore nobile, il cuore puro, ratto s'apprende, prende, si aggrappa subito, velocemente al cuore nobile, prese costui, quindi l'anima che gli sta vicino, l'anima di Paolo, della bella persona. Paolo è una persona bella perché è una persona pura, una persona cortese, una persona nobile, gentile di cuore. Prese costui della bella persona che mi fu tolta, perché lei gli è stata tolta questa persona, e il modo ancora m'offende. Lei ancora si sente offesa del modo con cui Paolo gli è stato tolto. Amor, che a nulla amato amar perdona, vuol dire che l'amore non può non essere ricambiato. Cioè, se io amassi una persona, quella persona prima o poi amerà anche me, ricambierà l'amore, perché l'amore deve essere ricambiato. È quello che è successo ai due. Il loro amore è stato ricambiato fra di loro. Quindi l'amore, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacere, quindi della sua passione, del suo desiderio così forte, cioè così intensamente, un amore così intenso, così passionale, che come vedi ancora non mi abbandona. Nell'inferno ancora non l'abbandona, stanno insieme ancora a subire la dannazione eterna insieme nell'inferno, perché si sono amati talmente tanto che neanche Dio li ha potuti dividere nell'inferno. Amor condusse noi ad una morte,
l'amore ci condusse insieme ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Che vuol dire? Caina è la zona, una delle 4 zone più profonde dell'inferno, dove si trovano i traditori dei parenti, da Caino Abele. Quindi lei dice, Caina attende chi a vita ci spense, nella Caina attende chi ci ha tolto la vita. Quindi un parente. E chi era il parente? Il marito e il cognato. Cioè il marito e il fratello di Paolo. Queste parole da loro ci furono portate, queste parole da loro ci furono portate, ci furono dette. Quindi vedete la differenza. All'inizio lei parla del cuore gentile, dell'amor che non l'ho amato, amar perdona, e poi Caina, è proprio una vendetta. Lei dice tanto sta lì, è andato lì proprio perché ci ha fatto del male e ci ha uccisi, ma lui sta lì e noi stiamo qui insieme.